Domenica seconda dopo Natale, 4 gennaio 2026, dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i Suoi e i Suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Questo testo, che fa parte del prologo del Vangelo di San Giovanni, che abbiamo ascoltato, dicono gli studiosi che è nato come un inno a Cristo in Asia Minore alla fine del I secolo dopo la morte di Gesù. Lo si utilizzava nelle celebrazioni comunitarie come conforto spirituale in risposta ai tanti dubbi che vivevano quei battezzati convertiti. Le domande che queste persone avevano erano le seguenti: perché Gesù è risorto e tarda a tornare in mezzo a noi? Perché l'occupazione dei Romani ci provoca tutte queste sofferenze? Perché veniamo perseguitati ogni giorno così duramente se non riconosciamo all'imperatore il titolo di Dio? Per superare queste difficoltà, le comunità primitive si affidavano moltissimo alla preghiera e animavano le loro celebrazioni con poesie, inni e testi capaci di intrecciare il linguaggio della fede con quello dell'arte e con la ricerca del bello. E per noi che siamo appena usciti da un anno, il 2025, denso di guerre, di sconvolgimento di ogni tipo, l'indicazione è preziosa. Ci ha chiesto in questo nuovo anno di pregare di più, meglio e in modo comunitario, se vogliamo che Gesù resti per noi la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E se abbiamo il desiderio che Gesù immerga la nostra vita nella gioia e nella pace del cuore, il Vangelo dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la mia gioia sia piena. E l'abbiamo appena sentito. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Questo fa parte di questo insuperabile inno a Cristo. E se Gesù è definito la vera luce, è perché noi ci troviamo in mezzo a luci che sono
false. E pronte queste luci ad attirare il nostro cuore con forza, con veemenza, per poi tradirlo, ingannarlo e lasciarlo al buio. Tante volte penso a tutti coloro che ritengono il denaro, la carriera, il prestigio, la violenza o il successo le luci necessarie per vivere bene, senza rendersi conto che queste diventano prima o poi nella vita false luminarie, incapaci di illuminare il cammino della nostra vita. Ma c'è un'ulteriore riflessione che merita di essere annotata. Avete sentito, il principio era il verbo. Che vuol dire? In principio era la parola e tutto è stato fatto della creazione per mezzo della parola che è Gesù. Pensatevi, dicevano i rabbini, con 10 parole fu creato il mondo. E le 10 parole erano le famose sacre tavole dei comandamenti dati da Dio a Mosè sul monte Sinai. Chi scrive questo inno, che ci è posto alla preghiera oggi, sa molto bene che la sua espressione non è solo innovativa, ma anche rivoluzionaria per la vita dell'uomo. Nonostante questa consapevolezza, però, chi scrive non si ferma. Anzi, a un certo punto del Vangelo verrà anche riportata la frase di Gesù, verbo, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, amatevi anche voi gli uni gli altri. Non più i 10 comandamenti, ma un comandamento, uno solo. L'autore di questo inno sa molto bene che Gesù è la sola parola che ha la forza di farci cambiare, di farci incontrare il nuovo. E noi tutti sappiamo che mai come oggi abbiamo bisogno della luce di Gesù, quella vera, per osare i cambiamenti necessari per rinnovare non solo il mondo, la storia, ma anche il nostro essere Chiesa e il nostro essere comunità cristiana. La tentazione la conosciamo. Spesso mi sento dire, ma cosa vuoi parlare di cambiamento? Si è sempre fatto così, perché cambiare? In realtà ci è chiesto da questo Vangelo di lasciare che la luce vera, che è lo Spirito di Gesù risorto, illumini il nostro cammino, per aiutarci a crescere nella fede. La fede non è qualcosa che si ha, ma che si ottiene camminando un po' alla volta, cambiando il cuore. Diceva padre Jean, un prete africano, missionario in Italia per motivi di studio, che ha servito anche la nostra comunità. Noi africani facciamo fatica, ma non conoscevamo Gesù. Voi ne farete molta di più, perché lo conoscevate e lo avete trascurato. Buon 2026 a tutti, nell'augurio che le nostre case siano illuminate dalla preghiera e dalla luce che Gesù dà quando lo preghiamo. Caro Gesù,
Io ho paura del buio. Alla sera, quando sono già a letto, chiedo sempre ai miei genitori di lasciare la porta aperta della camera e una luce nell'ingresso accesa. Mi fa sentire più sicuro. Grazie Gesù, perché tu oggi ci hai detto che sei la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E la luce, tu lo sai, non consuma le cose, non brucia gli oggetti, però manda via il buio e rende tranquilli. Gesù, questa è la prima domenica del nuovo anno. Quello appena concluso è stato pieno di guerre, di morti, di distruzioni, di crisi. Mio zio ha perso il lavoro e non sappiamo se ne troverà un altro. Ti prego, Gesù, illumina, tu che guidi i popoli, e fa che vedano che la pace non nasce dalla guerra e che le armi non preparano la pace e che i poveri non si cacciano, ma si aiutano. Grazie Gesù.